Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo like sul video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie dal nostro club del cuore. Andiamo al video. Giacomo Raspadori, attaccante che attualmente gioca nel Napoli, fatica a trovare spazio nella squadra guidata dall'allenatore Antonio Conte. L'ex giocatore del Sassuolo è un giocatore molto duttile, ma nel capoluogo campano deve affrontare una forte concorrenza in più ruoli. Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha molta stima di Giacomo Raspadori e saprebbe sicuramente valorizzarlo al meglio. Recentemente l'allenatore ha anche trasformato in meglio alcuni giocatori. Basti pensare, tra gli altri, a Retegui, che proprio sotto le sue mani è diventato un goleador implacabile. Ma il Napoli, per lasciare andare l'attaccante, chiede una somma di quasi 30 milioni di euro. Antonio Conte, pur utilizzando Raspadori con parsimonia, è convinto delle qualità dell'attaccante, consapevole di poter fare bene. Quindi gli ha assicurato che lo terrà in grande considerazione durante la stagione, ribadendogli la sua stima. Raspadori, almeno per ora, nonostante non si accontenti del poco spazio a disposizione, non è pronto a lasciare il Napoli. Secondo te, tifosi del Napoli, il Raspadore merita più occasioni per la squadra o no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti sempre al canale Forza Napoli.